L'Udinese resta in orbita. Dopo aver vissuto una settimana sulla Luna con le vittorie contro Fiorentina e Roma, i bianconeri vincono la quarta partita di fila, perché ricordiamoci che c'è stato anche il successo di Monza, 4 vittorie in 2 settimane, e l'Udinese si ritrova seconda in classifica, praticamente dietro al terzetto di testa, un solo punto. Ci sono 3 squadre davanti: Milan, Napoli e Atalanta. E un punto dietro c'è l'Inter, che domenica sarà ospite allo Stadio Friuli a ora di pranzo. Adesso il più ottimista dei tifosi credo che non avrebbe mai potuto immaginare una simile partenza da parte dei bianconeri. Sottil, che a fine gara è andato a festeggiare sotto lo spicchio di quei 500 cuori friulani che sono arrivati fino qui a Reggio Emilia, è andato a salutarli. Può sembrare un gesto eccessivo, magari qualcuno lo accuserà, glielo abbiamo anche chiesto in sala stampa, qualcuno lo accuserà di essere rimasto un po' giocatore. Invece noi crediamo che l'allenatore debba comunque vivere le sue passioni, le sue emozioni. Se lui in quell'attimo si è sentito di andare, ha fatto bene ad andare e si è preso anche una soddisfazione meritata, perché onestamente l'Udinese sta facendo più di quello che ci si aspettava. Ha vissuto un primo tempo non semplice, ha preso un gol evitabile su un errore macroscopico di Ebossé in fase di disimpegno, è riuscita a guadagnarsi la superiorità numerica grazie a un altro clamoroso errore in disimpegno di un giocatore del Sassuolo. La partita è chiaro che in quel punto è cambiata. Poi l'Udinese non è che ha creato tantissimo, però quando Pereira ha messo in mezzo quel pallone per Beto si è capito che qualcosa stava cambiando, non solo per il pareggio, ma che si poteva veramente puntare al bottino pieno. Bottino pieno che è arrivato grazie a una giocata straordinaria di Sammarzic, secondo gol consecutivo anche per lui. È entrato a gara in corso, stavolta ha fatto gol di destro, e il povero Sottil si sentirà chiedere sicuramente in continuazione da qui in avanti, quando non lo farà giocare titolare, perché non l'ha fatto giocare titolare. Sta di fatto che l'Udinese torna a casa con altri 3 punti da Reggio Emilia, e i tifosi possono sognare. Sicuramente sarà una settimana particolare quella che ci aspetta dall'arrivo con l'Inter, e questo è un bel andare. Sarà veramente curioso vedere domenica cosa succederà contro l'Inter. Certo, dal punto di vista psicologico l'Udinese è nelle condizioni ideali, se la può e se la deve giocare senza paure.